Marco Boscarato, chef, patron, posso chiamarti così, di Casa La Buona Stella a Biadene. Siamo a Montebelluna, ma nel cuore ancora del Montello, e sono venuta a trovarti perché tu mi racconti la tua idea di pinza senza prodotti di origine animale. Ecco, grazie Cristiana. Allora, patron sì, ma in realtà il patron vero è mia moglie Alessia, che appunto gestisce con me questa attività da ormai 10 anni, e in cui andiamo a proporre una cucina vegetariana e vegana, quindi senza prodotti di origine animale. Questa è una scelta che così si è rafforzata nel tempo. Noi non facciamo solamente cucina vegetariana e vegana, però una grossa parte della nostra clientela lo è, e quindi ci piace poter offrire qualcosa che va bene per tutti. Allora, anche la pinza l'abbiamo fatta seguendo le basi tradizionali, ben sapendo che comunque la ricetta della pinza varia, ci sono 1000 diverse versioni, e però l'abbiamo fatta anche noi nella nostra versione vegan. Quindi abbiamo cominciato partendo con il pane, quindi tagliato a pezzettini e messo a bagno in una bevanda vegetale di avena, assieme a dello sciroppo d'uva, del succo d'uva delle nostre vigne, che utilizziamo solo per le preparazioni in cucina, per fare il pane e altre cose. Quindi abbiamo messo a bagno il pane, abbiamo poi, una volta che il pane sia ben impregnato, girandolo con frequenza, abbiamo messo dei fichi secchi, i semi di finocchio classici e l'uvetta. Alla fine abbiamo aggiunto anche la polenta, la farina di mais, è un mais marano biologico macinato a pietra, e anche biologica macinata a pietra, questa farina di frumento integrale di semi di grani antichi. Abbiamo messo tutto assieme, assaggiato, insaporito come ci piaceva, e poi steso all'interno di una teglia e messo in forno a 160-180 gradi per oltre un'ora, finché non si è asciugata. Allora, questa è la tua idea di pinza. Io so che tu hai una rete di piccoli fornitori locali di cui tu puoi toccare con mano la qualità. Sì, difatti con Alessia siamo partiti inizialmente coltivando il nostro orto, cosa che ancora facciamo, ma è diventata un'attività residuale, perché la principale nostra occupazione è quella di far da mangiare, la cucina, per cui ci siamo legati a una serie di piccoli produttori locali che producono con sistema biologico oppure comunque organico, insomma certificato o meno, di cui ci fidiamo e che poi proponiamo ovviamente ai nostri clienti. Caro Marco, tu adesso siamo nel cuore dell'inverno, gennaio, hai una cucina che si basa appunto molto sugli ortaggi. Che cosa ci proponi come ortaggi invernali proprio da prediligere in questo momento, che tu usi nei tuoi piatti? Beh, l'inverno è ricchissimo di ortaggi da poter utilizzare nella cucina. In generale il principe è sicuramente il radicchio tardivo di Treviso, utilizzato in varie versioni. Noi lo facciamo con un'insalata che chiamiamo siculo trevigiana, in cui mettiamo appunto finocchio, olive, radicchio, arance, quindi è un mix tra l'insalata classica siciliana e con l'aggiunta di radicchio e noci. Dopodiché utilizziamo molto anche tutte le crucifere, dal cavolo nero, il broccolo fiolaro, i broccoli che adesso sono terminati, ma insomma ancora ne abbiamo un po' di quelli messi via da noi, e ancora il cavolo rapa e via dicendo. E ci piace molto usare ad esempio anche il carciofo, che ci serve per fare delle ottime crespelle con i topinambur nostri. Questi continuiamo a prenderli, che sono facili, basta scavare, e le crespelle, oppure delle zuppe di carciofo molto, molto buone. Grazie Marco.